Un Modica cinico, spietato, sempre più lanciato in vetta e con il ricordo vivo di Marco e Vincenzo, i due tifosi rossoblù scomparsi prematuramente in settimana, espugna il comunale Latteri Scaffidi di Acquedolci. La squadra di Raciti batte 3-0 una polisportiva acquedolcese a caccia di punti salvezza e centra la nona vittoria consecutiva in campionato, restando in testa al girone B di eccellenza a braccetto con il Città di Avola. Ma sono i padroni di casa a partire meglio e al 13° Radojcic ha una grande occasione per portare avanti l'acquedolcese. Truppo però risponde con un intervento decisivo. Scampato il pericolo, il Modica cresce alla prima vera sortita offensiva passa. Al 26° Luca Belluso con una torsione in un fazzoletto incrocia di destro e infila l'angolino di Commisso. E l'1-0 è il quarto gol in campionato, il settimo stagionale per l'attaccante classe 94. I rossoblù gestiscono il ritmo e poco prima dell'intervallo raddoppiano quando Bonanno apre per Asero, che sfonda a sinistra e mette un cross perfetto sul quale proprio Bonanno con il mancino firma il 2-0, il suo settimo gol in stagione, il quinto in campionato. Nella ripresa i locali provano a riaprire la gara. Vaiana, appena entrato, sfiora il gol dal limite, ma il Modica è in pieno controllo e costruisce 3 palle gol per il Tris, prima con Bonanno fermato dai riflessi di Commisso, poi con Mollica che di testa manda alto su punizione di Valenca e infine con Savasta, il cui destro ravvicinato è immurato in angolo da Caracò. Il sigillo definitivo arriva comunque sul corner successivo quando Salvadore, entrato in campo da 21 secondi, raccoglie la battuta di Valenca e insacca di testa il 3-0, firmando un gol quasi da record che gli vale come primo sigillo stagionale. Finisce così il Modica sempre in vetta con 31 punti insieme alla Città di Avola. Per la polisportiva acquedolcese arriva la seconda sconfitta consecutiva, settima complessiva in campionato. I locali restano a 7 punti in zona play-out.